Queste due squadre negli scontri tra di loro si sono sempre giocate moltissimo della propria stagione. Quest'anno hanno iniziato con un ottavo di finale di Coppa Italia su questo stesso terreno delle Ciriaci. Buonasera e benvenuti al Ciriaci, appunto, alla 22esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Oggi Bacci Immobiliare Roma Calcio 8 vale tantissimo nell'ottica del sesto posto playoff. Saluto a centrocampo, sono indecisi se il capitano sia Cichella o Goletti, pari e dispari con Morezzi. Non hanno nemmeno terminato di salutarsi le squadre che noi andiamo ad elencare, i convocati per questo appuntamento che equivale come status di big match, quello che abbiamo vissuto tra Sigei e Golbet Calcio 8 lunedì alla Stella Azzurra. Qui si gioca per il sesto posto, cioè la Roma Calcio 8 che ha 35 punti in classifica, più 2 sulla Bacci Immobiliare appena agganciata dalla Pisana dietro, quindi partita fondamentale per tutte e due le squadre. Vincesse Bacci sarebbe la nuova sesta classificata, trionfasse la Roma su questo terreno così come era capitato negli ottavi di finale di Coppa Italia, scriverebbe un fossato mica male su avversari che comunque poi avranno dopo questa altre 8 gare per rimontare. Darà il calcio d'inizio la Roma, calcio 8 che si schiera con Alcini, Caterini, Chianese, Ciccolini, Cichella, Goletti, Indelicato, Lorusso, Oliva, Paoliello, Pettinari, Seferi ed Ugolini. Risponde la Bacci Immobiliare con Cacciaglia, Colucci, D'Arpino, del proposto in porta, Lanzi, Morezzi, Placido, Ponziani, Gianluca, Ponziani, Marco, col numero 5 c'è Trevisani ed è tornato davanti a Darmanforte, anche se crediamo sia partito dalla panchina, Enrico Paresh, il bomber appunto dell'allora Bacci Immobiliare, che ha fatto una sola presenza nella Lega Calcio 8 di quest'anno e che sta lavorando egregiamente come osservatore della Spezia, società che milita in Serie B di calcio a 11. Nel frattempo la prima azione impostata da Bacci con Trevisani che allunga il pallone verso un inserimento buono, ma è uno stop che non è altrettanto esatto di Marco Ponziani. Allunga palla alla Roma, il pressing di Cichella, ritmo che sembra subito alto all'inizio ed è normale che sia così tra due squadre che oggi si giocano uno spareggio anticipato. È vero che avranno partite difficilissime tutte e due nel prosieguo del calendario, ma c'è tanto che, attenzione nel frattempo a Ponziani, la palla è recuperata, la può abbrancare Goletti in porta mettendo in movimento subito un proprio compagno sulla destra. Possesso palla della Roma Calcio 8 gestito da Cichella, si è abbassato come di solito fa il numero 4 Ciccolini sulla linea dei difensori per dare qualità alla prima impostazione dei giallorossi, oggi in maglia bianco-rossa, strisce orizzontali, quella da trasferta scelta da Michele Villani per la sua Roma Global Service Ambiente. Nel frattempo Seferi si ritaglia lo spazio, Seferi c'è una buona chiusura difensiva, Ciccolini a Darmanforte, continuità, un attacco che passa a sinistra, il cross dentro è contrato, allora il primo pallone toccato da un altro grande protagonista di questo match, Mauro Morezzi, in maglia numero 10, porta palla e sale, avvicinandosi alla linea di metà campo, la gioca in verticale, Lanzi, sbaglia l'intervento Lanzi, attenzione a Seferi, con la sua velocità, con il suo sinistro, c'è la deviazione di Gianluca Ponziani che lo conosce benissimo, palla in calcio d'angolo. Lanzi, ritorno importantissimo in mezzo al campo per la Bacci che è fuori per questa gara Cardinali. Il tiro nel frattempo da fuori è stato da parte di Luca Cichella, la palla è alta sulla traversa, la prima conclusione del miglior marcatore della Roma di Villani, oggi in panchina in assenza di Ulderico Campagna, fa un po' lui, un po' Caterini da allenatore. Ponziani, Lanzi, parte da destra stavolta Lanzi e porta palla, il suo lancio a cambiare gioco, palla che rimbalza ma è ancora carpita da Cichella, poi un rilancio verso la nostra postazione, palla fuori, fallo laterale Roma. Morezzi può solo sfiorare in questo caso, fallo laterale ancora per i ragazzi capitanati oggi da Cichella, l'ex Checco dello Scapicollo, che oltre ad essere simbolo tecnico e miglior marcatore è stato insignito della fascia da capitano di questa squadra per trascinarla con la sua calma e il suo equilibrio che sa dare non solo dal punto di vista tattico. Nel frattempo Lanzi, un esperto nei tiri dalla distanza, vede il suo tentativo contrato. Qui sotto la nostra postazione si occupa della rimessa Trevisani.
Lanzi ha sentito però tirare in una delle prime occasioni ed esce dolorante dal campo, scuote la testa Lanzi, brutta perdita per Bacci dopo 5 minuti. E senza riscaldamento, praticamente in occasione del fallo laterale, ecco un altro rientrante, non lo vedete inquadrato, ma sta correndo lungo la fascia, è Enrico Paresce. Nel frattempo la palla ben controllata a centrocampo dalla Roma, Ciccolini però la perde, attenzione a Ponziani, il primo miracolo di Coletti. La palla recuperata da Ponziani è persa in maniera sanguinosa da uno degli elementi più cauti della Roma Calciotto in fase di possesso palla. Ciccolini, corner che batte naturalmente Morezzi, ad uscire, palla lunghissima sul secondo palo, la sponda dentro. La Roma riparte solo per un attimo, Darpino a rigiocare lungo, poi un tocco qui sulla destra, Morezzi si accontenta della rimessa laterale. L'effetto allunga per lo stop di Marco Ponziani, bravissimo a girarsi, Marco Ponziani calcia addosso a un paio d'avversari, poi Cichella in campanile, quindi suo fratello Gianluca da dietro ad anticipare, Seferi però combatte regolarmente, porta a casa, rimessa laterale. È un Seferi che è tanto migliorato anche quando c'è da correre dietro l'uomo, non solo in fase di possesso. Nel frattempo l'assist tentato da Ponziani, lungo, e la rovesciata immediata di Morezzi, che forse vedendo scaldarsi Paresce l'ha voluto un po' riaccogliere, e così in campo qui al Ciriaci con il gesto tecnico tipico del numero 11 allora della ragnatela oggi di Bacci. Roma che è orfana, ricordiamo, di Roberto Pisapia, un giocatore molto forte offensivamente. Attenzione alla diagonale nel frattempo, la Roma in area di rigore, il sinistro vicinissimo al palo da parte del numero 11 Alcini. C'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo per la Roma che attacca a sprazzi ma lo fa con estrema pericolosità, corner lungo messo fuori da Ponziani che domina come al solito sulle palle aeree. Chianese, Seferi stavolta è difettoso nel controllo, quindi rimessa dal fondo per Del Proposto. Il possesso lo tiene Bacci, ma ogni qualvolta la Roma riesce a recuperare palla nella propria metà campo e poi molto veloce a calamitarla verso l'area di rigore avversaria, dove sono un po' larghe le maglie dei ragazzi oggi orfani di Matteo Dupacchè in panchina. C'è Cardinali a far da allenatore e non sta facendo mancare, così come fa in campo, incitamento e indicazioni utili ai propri compagni di squadra. Il controllo di Placido, nello stretto va da Morezzi, ancora costretto ad allargare il passaggio, poi su Darpino. Darpino con una buona giocata se ne va, ma è troppo isolato, quindi la Roma in surplus riesce a recuperare palla, prima che questa stessa caramboli in fallo laterale. Si lamenta Cichella perché la rimessa è per Bacci. Andrà la rimessa dentro Darpino, lo fa retrocedendo direttamente dall'ultimo uomo che è naturalmente Gianluca Ponziani. Partita che si è un po' abbassata nei propri ritmi dopo un avvio veloce, il lancio lungo di Ponziani, ancora Coletti, molto bravo. Era stato immediato nel colpo di testa Darpino nella sua lunghissima sovrapposizione. Qui Seferi corre ma non può bastare per controllare un pallone direttamente indirizzato in fallo laterale. Ponziani da un suo lancio, l'occasione di qualche istante fa per Bacci, che ai punti forse ne ha create di più rispetto alla Roma Calciotto, che comunque è riuscita ad equivalere quelle proposte dagli avversari in pericolosità. Gestiscono palla dietro i ragazzi in maglia nera, padroni di casa, e la giocano lunga sulla destra. Trevisani, lo stop, palla dentro, il tacco, Morezzi non riesce a controllare, poi lotta e lo fa bene Marco Ponziani, ancora Ponziani a conquistare un buon calcio di punizione. Chiama calma dalla panchina il presidente della Roma Calciotto Villani, non vuole perdere giocatori per motivi disciplinari. Si fa come al solito sentire Klaus Seferi,
è sempre molto attivo in questo fondamentale, seppur non sia, diciamo, mai eccessivo, ma sicuramente è un ragazzo che ha molto da dire in queste situazioni. Calcio di punizione Bacci, traiettoria a giro, molto bella disegnata da Cacciaglia, ma che spiove vicina all'incrocio dei pali, difeso da Goletti, che ha battezzato la palla fuori, con un brivido per lui, per Caterini che fa da secondo portiere in panchina, un po' per tutta la Roma Calciotto che qua deve riorganizzarsi. Alcini, Cichella, Alcini la controlla quando è già uscita. È uscita di tanto così, è uscita. Mezzo metro. Stai davanti, Vale, davanti, io sto davanti. Dani, Qualche metro più dietro, Dani. Punziani, servito direttamente qui da Trevisani che agisce sulla fascia destra, quindi Cacciaglia. Ancora Ponziani. Il lunghissimo cambio di gioco. Non può arrivarci il piccolo Darpino. Quindi Ciccolini. Gioca tanti palloni Ciccolini. Questo lo giostra con gran qualità dalle parti di Seferi. L'ultimo tocco non è il suo. Calcio d'angolo, anzi l'arbitro vede che l'ultimo tocco è del 7 della Roma Calciotto. Qui chiamano in qualsiasi modo dalla panchina di non eccedere in proteste. Punziani, Cacciaglia, sale Seferi ma Cacciaglia lancia lunghissimo in area di rigore dove col petto la palla va fuori. Grandissimo tiro al volo di Ponziani qui. Chianese può salire giocando indietro da Ciccolini. Ci avviciniamo alla metà della prima frazione nella 22esima giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Questa è la gara che insieme a Gruppo Proge Team Immobiliare Cotton Club chiude la 22esima giornata. Siamo ancora 0-0 tra Bacci Immobiliare e Roma Calcio 8. La posta in palio è altissima perché c'è la Roma che ha 2 punti di vantaggio su Bacci Immobiliare che gioca in casa, che tenta quindi il sorpasso ai giallorossi oggi in maglia bianco-rossa. Entra in campo addirittura Villani per farsi sentire dai suoi. Cichella o Ugolini? Parte Cichella. Rasoterra Cichella, c'è una deviazione, deve comunque distendersi del proposto. E quindi calcio d'angolo per la Roma Calcio 8, susseguente alla punizione di Cichella con il controllo da parte di Alcini. È ben pressato Alcini che ha potenza comunque nelle gambe per tenere nel contrasto con Ponziani che esce sovente dalla propria linea difensiva per andare a dar fastidio all'azione sulla fascia della Roma che stavolta si conclude non nulla di fatto per un errore nel controllo di Klaus Seferi. È arrivato nel frattempo, lo sentiamo qui sotto dare preziose indicazioni ai suoi Matteo Dupachier che ha delegato per oggi in panchina Emanuele Cardinali che sicuramente non fa mancare le proprie appunto indicazioni tattiche. Ora da fuori, fallo laterale battuto dalla Roma che è di nuovo per la formazione oggi in maglia biancorossa. Alcini si muove lo russo ma lui sceglie direttamente indietro Daniele Ugolini. Il 10 della Roma fa da ultimo e sventaglia una grandissima palla con del proposto che esce con le mani. Del proposto è uscito con le mani, ha toccato il pallone fuori dall'area di rigore. Ma il cartellino non è stato mostrato alcun cartellino a del proposto. Vanno a dire qualcosa al direttore di gara, quelli di Bacci. L'arbitro si avvicina a del proposto. Ancora non è stato sventolato nessun cartellino, l'arbitro che sta posizionando la barriera, è una scena
particolare quella a cui stiamo assistendo, probabilmente ammonito del proposto che rimane in porta. Da lì Klaus Seferi, parte Cichella, la finta, Seferi, e un appoggio dentro! E lo schema della Roma funziona perché ha postato in aria. C'era Ugolini e 1-0 per i ragazzi di Villani. Tratti in parte in inganno da una situazione che non riuscivamo davvero a districare, con l'arbitro che si aggirava per il campo col cartellino in mano ma non lo mostrava all'indirizzo di nessuno. Forse è una situazione che ha distratto anche una marcatura larghissima di Bacci Immobiliari in area di rigore, quindi adesso è una situazione non facile quella che si trovano ad affrontare i padroni di casa, che sono andati sotto anche nell'ottavo di finale di Coppa Italia, poi però riequilibrando la gara. Trevisani qua viene messo giù e sarà fallo. Serve la classe degli uomini migliori di Bacci, anche di quelli accorsi a dar manforte, forse solo per una notte. Stanno proseguendo il riscaldamento qui sotto. Naturalmente parliamo di Enrico Paresce. Sul punto di battuta del calcio di punizione il 10 di Bacci Immobiliare, l'uomo simbolo dei ragazzi di Dupacchè, Mauro Morezzi, la sua rincorsa, il destro che colpisce la barriera, Morezzi che va a contrastare, tutto regolare secondo l'arbitro, poi di suola, la porta sulla destra, Morezzi è trattenuto, pressato da tre uomini, prova a passare, lui l'ultimo a toccare, fallo laterale per la Roma, protesta ma nemmeno troppo vivacemente Morezzi che sa ad averla toccata per ultimo, quindi Ciccolini. Dietro il rilancio lunghissimo dell'uomo che sta decidendo la partita, Ugolini, palla lunga, attenzione a Cichella, ha provato ad andare allo stop ma l'anticipo è stato buono, positivo e puntuale da parte di Mirko Tarpino. A correre per battere la rimessa Chianese, altro uomo simbolo di questa Roma calciotto, davvero di lungo corso la militanza di Chianese con questa squadra che insieme a Checco dello Scapicolo Demmers è la più vecchia tra virgolette all'interno del torneo. Morezzi ruba palla, Morezzi e se ne vuole andare, due uomini di fronte, prova a saltarli tutti Morezzi, esce Coletti con i piedi al rilanciare dove stacca Ponziani, a centrocampo contrasto ad altissimo tenore agonistico tra Cacciaglia e Lorusso, nulla di irregolare secondo l'arbitro che opta per la soluzione Ponzio Pilato, non prende una decisione nei confronti di nessuno. Darpino, Cacciaglia, guida i suoi come avesse un joystick, Cardinali, c'è il lancio dentro, la sponda di petto, ottima per Trevisani, ma incombe da dietro il grande recupero da parte del numero 11 della Roma, vale a dire Alcini. Ci sarà anche fallo laterale conquistato da Alcini, davvero attivissimo in questo primo scorcio di gara. Ha cimentato questa fascia qui sotto dove non è riuscito a non far accadere nulla di pericoloso, è stato fruttuoso in appoggio in avanti, come in questo caso Alcini, sovrapposto, viene servito e guadagna un altro calcio d'angolo. Va a battere Cichella il corner, assembramento in area di rigore, Cichella la batte sul terzo palo direttamente in fallo laterale. Rimessa che Bacci effettua verso Daniele Placido, spostato Placido, viene spinto, fa chiari i cenni il direttore di gara più lontano rispetto alla nostra postazione, Bacci ha già battuto, viene qui a destra, Trevisani, errore di grammatica il suo, fallo laterale, reclamato e ottenuto da Cichella. Seferi, protegge palla Seferi, testa bassa ma serve Cichella, palla di ritorno, ottima Seferi in area, prova travolgente ma è fermato. Ciccolini con lucidità, dall'altro lato Chianese che ricomincia da Ugolini, è una Roma a cui piace ragionare, quella di questo primo tempo, anche se qui sbaglia con Ugolini, quindi Placido rallenta la sua corsa per favorire la salita di Morezzi, Morezzi in surplus, prova a ritagliarsi lo spazio per il destro, viene toccato e ci sarà calcio di punizione. È entrato Enrico Paresce, nel frattempo Seferi protesta sull'assegnazione di un calcio di punizione che poteva tutto sommato starci, data la sequenza di falli che ha subito Mauro Morezzi.
3 soluzioni per Bacci Immobiliare: Cacciaglia, D'Arpino che si allontana o Paresce. Cacciaglia ha battuto una grandissima punizione prima, chissà che ci riprovi ora. Cacciaglia col destro, si stampa sul palo, una bomba del numero 4. Se quella di prima era stata battuta col fioretto ed era stata splendida, questa l'ha superata in bellezza ed è andato di sciabola. Cacciaglia sfortunatissimo perché coglie la faccia interna del palo e la palla termina in fallo laterale. La Roma la gestisce, ma ha rischiato di capitolare per il gol delle pari di Bacci Immobiliare, che qui prova a proseguire con Ponziani. Alcini si accontenta della rimessa. Ha giocato su Ciccolini, ancora Valerio Alcini, con calma dietro per Daniele Ugolini. Ugolini alza la testa e vede la scivolata sulla destra di Ciccolini, che poi va in verticale con precisione, seppur rischiando, da Seferi che salta un uomo. Seferi! Il diagonale di Seferi coglie del proposto impreparato e il raddoppio di una Roma Calciotto cinica, 0-2. Non si può dire gol sbagliato, gol subito, perché non l'ha sbagliato il gol Cacciaglia, ma palo da un lato e 0-2 dall'altro. Non è sicuramente compromessa la gara per Bacci Immobiliare, ma serve una fuoriuscita di carattere da parte di questa squadra, che sicuramente ne ha da vendere e che qui vede un grosso pezzo della propria stagione appunto in campo sul terreno di gioco. Paresce gioca indietro su Placido, non è lui l'ultimo a toccare, il fallo laterale è per Bacci, proteste verso l'arbitro. D'Arpino gioca indietro su Cacciaglia, sfortunato prima Cacciaglia, ci riprova qui ma è lontano dalla porta di Coletti. Coletti bravo in un paio di occasioni, poi anche coadiuvato dalla fortuna in quella precedente. La Roma che dopo l'1-0 non aveva concesso moltissimo, semmai in avvio Bacci Immobiliare era stata più pressante e positiva contro l'attuale sesta in classifica, che con questo parziale scaverebbe 5 punti di distacco sui diretti rivali oggi in campo dall'altro lato. Cichella porta palla, a destra sale Ciccolini, Cichella lo vede, anche se chiama la restituzione del pallone, giocandolo poi su Seferi, l'uomo del gol del 2-0, allarga su Alcini. Alcini, azione geometrica della Roma con precisione fino a Cichella, il tiro è contrastato, Ciccolini vuole solo la rimessa. Lunga rimessa laterale di Ciccolini verso Alcini, difetta nel secondo controllo, rimedia Ugolini, fallo laterale di testa. Trevisani, Cacciaglia, pressato Cacciaglia da Seferi, che prende la palla ma sicuramente anche la gamba dell'avversario. Ponziani, D'Arpino, il diagonale rasoterra è fermato, quindi attenzione alla Roma che può distendere il contropiede. La calma di Cichella che vuole che i propri compagni salgano e si conquista. Calcio di punizione sul fallo di Morezzi. Continua a predicare calma, dato il doppio vantaggio Cichella, ma la Roma batte velocemente la punizione. È proprio Cichella dalla media distanza a controllare, facendo girare dall'altra parte, dove parte il destro del proposto a due mani. E poi D'Arpino in fallo laterale. All'ultimo tocco è stato di Ciccolini. Il laterale destro della Roma era stato Chianese a tentare una conclusione potente, ma sicuramente non difficilissima da respingere per del proposto. Cacciaglia. Prende la mira Cacciaglia, va rasoterra, ma praticamente fa un assist all'attivissimo Alcini. Oliva ha dato indietro per il solito lancio lunghissimo di Ugolini. Ponziani fa andare fuori il pallone. Seferi vuole palla più laterale. Gianluca Ponziani, Trevisani in orizzontale rasoterra. Ponziani va da Cacciaglia, Trevisani va da Cacciaglia, ora Ponziani. Cacciaglia, Morezzi, il tocco è impreciso, prova a riscattarsi Morezzi che tira in porta, deviazione. Coletti dopo il rimbalzo blocca e rinvia, lungo per la corsa di Seferi, stava per controllare un pallone comunque quasi impossibile da fermare.
Cacciaglia indietro per Del Proposto, il suo rinvio alto a campanile, scende sullo stop di Alcini per Ciccolini, palla nascosta e poi a destra per Chianesi, il lungolinea ad incontrare un mobilissimo Seferi, a ritroso corre il numero 7 da tante stagioni con la Roma Calciotto, prova ad involarsi, subisce fallo. Siamo vicini alla conclusione della prima frazione, del 2-0 per la Roma Calciotto qui alle Ciriaci. Roma più cinica, più concentrata, con quel pizzico di fortuna in più che ha saputo anche crearsi, però c'è da dirlo. La squadra che schiera oggi in porta Goletti. Solo fate del pallone. Ma io so calmissimo. Chi se sta? Dai, giochiamo. Ciccolini, largo da destra, il tiro che passa! C'è una deviazione, il gol però verrà assegnato a lui, segna Ciccolini, 0-3. E ora serve praticamente un miracolo alla Bacci Immobiliare, almeno per pareggiare questa gara che persa vedrebbe gli avversari volare via. Morezzi riassesta i suoi in campo anche sulle indicazioni di Cardinali e Dupachet da fuori. Sicuramente una Bacci a trazione anteriore per quello che manca da giocarsi di questa prima frazione. Paresce Morezzi. Riparte da lui. La nuova palla centrata di Bacci, si passa a sinistra, ora sono a 2 dietro i ragazzi di Dupachet, Cacciaglia e Ponziani, è il numero 4 a dare rasoterra verso Morezzi che ancora vede però il suo assist intercettato da un'ottima prova difensiva sinora di Ugolini, Del Proposto, rinvia un po' a casaccio ma trova un fallo, avrebbe voluto l'espletamento della regola del vantaggio Bacci che stava correndo e come con Placido sul centro-sinistra. Morezzi ha dato nel frattempo al proprio compagno di squadra, maglia numero 2 Colucci, ancora Morezzi al limite dell'area di rigore, Placido controlla, torna dietro da Morezzi ma sbaglia Placido, allora parte il contropiede della Roma in 3 contro 2, Ciccolini la porta, la finta di Ciccolini che allarga poi a sinistra. Alcini, cross a cambiare gioco, azione troppo elaborata della Roma Calciotto, poi da dietro Chianese, Ciccolini, palla giocata bene, cade a terra un giocatore della Roma e Cichella, calcio di punizione. Si comincia a piuviginare qui alle Ciriaci, nel frattempo si allontana Ciccolini, anzi si allarga Ciccolini. 3 in barriera, parte Cichella. Bomba di Cichella, stavolta respinta, da fuori carica il sinistro anche Ugolini, azione di contropiede che non può partire con Colucci che vuole andare in pressione anche su Goletti, quando il duplice fischio del direttore di gara ci dice che il primo tempo tra Bacci Immobiliare e Roma Calciotto termina 3-0 per la squadra in trasferta e noi andiamo in pausa. Quasi tutto pronto per la ripresa delle ostilità qui al Ciriaci, c'è la 22esima giornata di Serie A della Lega Calciotto, quella dello scontro cruciale tra Bacci Immobiliare e Roma Calcio a 8 in palio, il sesto posto playoff, dopo questa naturalmente tante altre gare da giocare, ma la Roma Calciotto che è avanti di 2 punti in classifica sta conducendo sullo stesso campo che le ha regalato la qualificazione dagli ottavi di finale ai quarti di finale di Coppa Italia proprio contro Bacci Immobiliare per il 3-0, punteggio forse troppo severo, anzi sicuramente troppo severo verso una Bacci Immobiliare, non per demerito di una Roma che se l'è conquistato sul campo, ma per una Bacci che ha offerto sicuramente occasioni e a tratti buon calcio, ha colpito un palo dalla gran distanza, anzi dalla breve distanza sul calcio di punizione con Cacciaglia. Nel frattempo Paresce, gioca fuori da Placido,
Il tiro a giro di Placido è contrato, allora attenzione alla Roma che giostra con lo russo, indietro da Chianese. Predicano calma vicendevolmente i ragazzi della Roma Calcio 8, per i quali una vittoria su questo campo sarebbe fondamentale in ottica della conquista dell'obiettivo minimo stagionale dichiarato dal presidente Villani. Calcio di punizione nel frattempo a centrocampo. Cichella gioca da Ugolini. L'autore del gol dell'1-0 Ugolini, calcia dalla gran distanza, ma è più vicino al ristorante del Ciriaci che alla porta del Proposto. Del Proposto che naturalmente avrà fretta, immaginiamo, per tutto il secondo tempo di rimettere in ogni modo il pallone in gioco. Lo fa qui con l'azione di Bacci che dopo un paio di passaggi passa al lancio lungo, fondamentale forse troppo abusato da parte dei ragazzi di Topachie che oggi segue la squadra da fuori lasciando le redini di mister a Emanuele Cardinali. Ponziani dietro per lo stop di Cacciaglia. Cacciaglia rasoterra, pesca Placido, un po' in ombra Placido, ma è stato per buona parte di quest'annata dove l'ha visto esprimersi a sprazzi. Morezzi, assist dentro l'area di rigore. La difesa di Chianese e poi la Roma che può ripartire. Attenzione alla corsa di Lorusso, la sovrapposizione dell'inesauribile Alcini, ancora Alcini che non la tiene in campo. Seguono con attenzione, grandissima attenzione gli interpreti a bordo campo, non potrebbe essere altrimenti. Questa è una partita che anche negli scorsi anni ci ha regalato spettacolo e pressione che ne derivava naturalmente per il continuo coinvolgimento di queste squadre, più o meno sempre nelle stesse posizioni di classifica e forse qualche volta a parte invertita. Azione di Bacci che si conclude in un nulla di fatto, anzi lancia il contropiede della Roma solo per un attimo. Morezzi che fa gioco da metronomo nel cerchio di centrocampo. Morezzi sbaglia il passaggio, torna sul proprio errore. Cacciaglia retrocede dal Proposto. Non ha cominciato forse con la verve che ci si aspettava. Bacci che comunque con i campioni che è in campo può ribaltare l'esito e riaprire la gara in qualsiasi momento. Cacciaglia, un po' casaccio in verticale da Paresce che è abile nel girare a destra, azione che prosegue sulla fascia per i ragazzi di Bacci Immobiliare. Doppia finta di Morizzi che converge sul sinistro, non è il piede preferito, deve cedere a Cacciaglia da fuori. Un alleggerimento sulla pressione da parte del numero 9 della Roma, vale a dire indelicato. C'è stata deviazione, calcio d'angolo. Morizzi lo batte rasoterra, respinto, di nuovo fuori, indelicato, la controlla bene, sfida in velocità Colucci che è un bruttissimo cliente sotto quel punto di vista, tale da conquistarsi anche un calcio di punizione. Qui vicino a noi il coordinamento della regia preziosissimo da parte di Claudio Marini che sta assistendo molto attentamente a quello che accade in campo quando la temperatura al Ciriaci continua a calare. Bacci attacca con Trevisani. In verticale Paresce, di prima bene, poi in area di rigore sbroglia la matassa alla Roma con Alcini, un autentico portento oggi l'11 dei giallorossi. Il contropiede che si perfeziona con la salita di Lorusso, deve metterci la mano del Proposto. È una Roma Calcio 8 che vola sulle fasce, che va veloce in contropiede, in verticale nonostante il terreno reso viscido dalla pioggia. Qui il rasoterra, il corner, il sinistro da fuori è sballato da parte di un Alcini a cui comunque si può anche concedere un errore del genere dopo una prestazione per ora inumana su quella fascia. Morizzi, Trevisani che è tra i migliori esterni di questo campionato comunque, ma si trova oggi di fronte davvero un numero 11 indemoniato. Ponziani è costretto a retrocedere. Marco e Ponziani naturalmente, già lui è qui sotto la nostra postazione, scivola in attesa del passaggio che va da Morizzi, poi al limite. Non comprendono la giocata di Mago Morizzi quelli di Bacci Immobiliare che devono ripartire di nuovo da Del Proposto. Cacciaglia. La Roma non deve commettere l'errore di schiacciarsi mentre Morizzi gioca da Placido che controlla con pregevole tecnica stavolta, gioca da Marco Ponziani, il suo diagonale, poi palla giocata al limite, Placido ci prova, Goletti inchioda a terra. È forse un po' confusionario, a volte casuale lo sviluppo dell'azione di Bacci Immobiliare, ma tale è comunque la padronanza atletica e tecnica di molti elementi che comunque qualcosa di logico riescono a trarne fuori. Di logica ne ha tanta in testa Cichella che lancia questa azione sulla destra che vede indelicato convergere, poi l'assist dentro dall'altra parte, attenzione Lorusso, il destro è alto, era la palla per chiudere la gara per la Roma. Chiediamo scusa e naturalmente arriva
per nostra grande fortuna, l'ausilio della panchina di Marco Caterini. Trattasi di Oliva e non di Lorusso. Sbaglia la Roma, Ciccolini. Sale Ciccolini, avrebbe lo spazio per il filtrante, porta palla fino al limite dell'area, l'assist, poi la respinta su Paresce che stoppa ma è sovrastato da Ugolini, calcia Ugolini e invece un assist dentro l'area, attenzione, la Roma sola di fronte alla porta, palla dietro, poi il destro del Proposto, miracoloso! Una parata incredibile di Del Proposto, ma incredibile anche il fatto che la Roma calcia 8 con 2 giocatori soli a porta spalancata. Abbia proseguito con dei passaggi all'interno dell'area di rigore facendo riposizionare l'estremo difensore di Bacci che poi ha compiuto un intervento incredibile. Ma vuole chiuderla la Roma e Cichella la tiene senza fallo in questo caso, la pressione positiva portata da Ponziani. Morezzi. Da palla a destra Morezzi dove c'è Trevisani, non deve perdersi d'animo, la banda di Dupaché che qui attacca con Placido che converge verso il centro del campo, pilotando palla poi dietro a Cacciaglia. Retrocedendo Morezzi, poi si ferma, no look da Paresce, sulla sinistra Ponziani, rasoterra, palla che passa dall'altra parte, carica il destro Placido, una ottima copertura di Alessio Oliva, stavolta non sbagliamo. Trevisani. Morezzi in qualche modo dentro, spazza la palla come può, un Ugolini anche molto concreto a tratti, la rigioca Bacci, ma ancora Ugolini. Con una bicicletta butta palla in fallo laterale, ora attacca a testa bassa, non potrebbe essere altrimenti, al 7° minuto e mezzo circa nel corso del secondo tempo, la Roma è sempre avanti 3 reti, il lancio di Bacci, la palla dentro, Morezzi non la controlla, un nuovo rilancio verso Cichella, che è uno degli uomini più avanzati dei suoi. Placido, Cacciaglia, poi Morezzi, il tocco corto, Placido, dalla gran distanza Placido, vicino a un super gol. Alessio, stai troppo esterno, vieni più centro, stai accanto a Luca, in mezzo. Oliva deve giocare da centrocampista centrale accanto a Cichella, aveva invece interpretato sinora il ruolo di ala, glielo va a ricordare dalla panchina direttamente la presidenza. E allora ecco che si accentra Oliva, ma ecco Bacci che imbastisce un nuovo attacco. Gianluca Ponziani. Lancio lungo, Paresce continua a tentare con sponde estemporanee, ma mancano anche i movimenti alle sue spalle di attaccanti che non riescono a inserirsi con tempismo. Guadagna secondi l'esperto Goletti. Prende la mira per il rinvio, lo effettua a centrocampo, lo stop di gola di Trevisani. Porta palla Trevisani, se l'allunga troppo, direttamente fuori, chiama una deviazione che il direttore di gara vede. Quindi possesso Bacci. Anzi, calcio di punizione. Siamo riusciti a comprenderlo solo dalle proteste della panchina della Roma, perché il direttore di gara più lontano dalla nostra postazione effettua segnali con le braccia ma all'altezza del terreno di gioco e noi da qua non riusciamo davvero a capire tante volte le assegnazioni, tanto che abbiamo dovuto chiedere se fosse stato ammonito o no del proposto tra primo e secondo tempo. Ci prova per la terza volta Cacciaglia. Stavolta è una botta che passa simile a quella di prima da parte di Ciccolini, ma è sfortunato Paresce all'interno dell'area di rigore nel controllo. Esce Placido dentro Colucci, fa ruotare forze fresche Cardinali che dice qualcosa a Placido in panchina. Oliva, la protezione di Oliva che serve Paresce, sponda e destro poi di Morezzi alto sulla traversa. Riusciamo a capire se sia stato chiamato time out da qualcuno. La Roma che si è un po' fermata, ma è tale il parziale di vantaggio, ma non da potersi proprio bloccare in campo. Morezzi e Colucci, uno dei due ha subito fallo. Cichella e Morezzi a confronto, si rispettano e si conoscono naturalmente i due da tantissimo tempo. Morezzi sempre con la stessa maglia, Cichella quest'anno con quella della Roma, gli scorsi anni con quella del Checco dello Scapicollo.
Le urla di Coletti a posizionare la barriera a 2, la tradizionale rincorsa laterale di Enrico Paresce che parte. È un appoggio il suo. Arriva lungo dall'altra parte un destro. Che però termina direttamente in fallo laterale. Ha tentato il tiro con le 3 dita Cacciaglia, ma è andato a colpire con la punta del pallone, che è terminato il fallo laterale sulla destra. Roma che rimette, indelicato e anticipato, ma riesce lo stesso poi a pervenire al contatto col pallone, facendo correre Cichella, occasione di contropiede per la Roma dall'altro lato. Spingono i ragazzi di Villani, converge Oliva, ma passa la palla malissimo, quindi passa in qualche modo Colucci, poi Alcini, intervento duro su di lui, calcio di punizione. Sta sulla palla, stai sveglio, dai, Anche modificato la voce per l'evento Cardinali. Parla già con tono da mister, ma gli ricordavamo. Non viene chiesta la distanza, quindi la punizione la Roma l'ha battuta velocemente. Cichella che per un attimo si è fermato, riconquista il pallone, poi Ugolini. Scarta netto un uomo Ugolini, parte il tiro del proposto a 2 mani e poi indelicato alto sulla traversa. Bravo Dani! Del proposto, il suo rinvio dalle parti di Cacciaglia. Non lo pressano, quindi si ricomincia da Gianluca Ponziani sulla sinistra. Cacciaglia. Delicato adesso sì che alza il pressing, costringendo Cacciaglia al lancio sul petto di Paresce che controlla, poi addomestica il pallone. Lo può cedere a Morezzi, l'assist dentro in verticale è quasi un tiro, non c'è deviazione, rimessa dal fondo per Goletti. Time out da nessuna delle due squadre, con la palla in gioco non si possono effettuare cambi, quindi Ponziani. Va bene, dai Stefano, dai, va bene. Cacciaglia, lancio sporcato, non ci arriva nessuno, prova a impegnarsi Colucci, ma è Goletti a bloccare. Minuti che scorrono, tutti a vantaggio della Roma Calcio 8 che vede vicino al traguardo, 12 minuti, 3 gol di vantaggio per Cichella e compagni che amministrano il possesso. Ugolini da sinistra, dove Alcini trova Oliva. Ciccolini. Lancio contrato, Bacci recupera di testa. Morezzi prova ad illuminare dando a Paresce, il controllo di Paresce. Qualche gamba alta, ma tutto regolare secondo l'arbitro. Quindi Alcini, con calma olimpica indietro. Alcini è andato da Ugolini. Rimpallato il rinvio, allora in area Paresce con la rovesciata! È tornato apposta Paresce per fare questo, rovesciata su assist di Morezzi, partita riaperta 1-3 di Bacci Immobiliare. È il gesto caratteristico di Paresce che fa 1-3 per i suoi. È più facile che segni così che con un piattone piazzato in porta. Time out chiesto dalla Roma Calcio 8 e noi andiamo in pausa. La sostanza della Roma Calcio 8 aveva fatto sì che la squadra di Villani andasse avanti 3-0, la classe dei singoli di Bacci Immobiliare, di un giocatore che sembra tornato apposta per fare esattamente la stessa cosa che ha fatto l'ultima volta che l'abbiamo visto su un campo di Lega Calcio 8. Lo scorso anno ci aveva deliziato con un paio di grandi giocate, un gol di tacco e un altro di pregevole fattura, ma pochissime presenze, e questa crediamo sia la prima. Comunque in gare importanti quest'anno. E Paresce naturalmente non ci ha pensato un attimo, ha visto la palla alta e adesso anche Bacci può usufruire della spinta emotiva che deriva dall'Eurogol del suo bomber, che ancora controlla in area di rigore. Coletti prima col petto e poi con le mani. Serve la maturità che la Roma Calcio 8 ha dimostrato nei 3 quarti di gara che abbiamo vissuto, ora per arginare un tentativo di rimonta di Bacci Immobiliare, che naturalmente cercherà di farsi sentire fino alla fine. Cichella in mezzo a tanti uomini con classe e senso della posizione, cerca e trova Oliva retrocedendo da Ciccolini, un super lancio dentro del proposto, salta un giocatore della Roma, va a terra. Si è fatto male alla schiena Cichella, chiama l'intervento da bordo campo dei soccorsi o comunque un'assistenza dalla propria panchina. Scomposto l'intervento, scusate, del proposto, ma non sappiamo dirvi dalla nostra postazione se la decisione dell'arbitro fosse corretta o no.
Cichella si è ripreso, ma è claudicante per aver subito, a suo dire, una ginocchiata sulla schiena da Mirko Del Proposto, estremo difensore di Bacci Immobiliare, tra l'altro già ammonito nel corso della prima frazione. Villani torna presto in panchina con in mano lo spray magico, il lancio lungo e verso Paresce, svetta ancora una volta Ugolini che nell'unica occasione lasciata al bomber di Bacci Immobiliare. Stavamo per dire anche in occasione del gol Ragnatela Pub, ma è un errore di grammatica che ci avrebbero concesso. Un lapsus comunque, lancio di Cacciaglia dentro un anticipo, la palla fuori da Morizzi, Morizzi vuole ritagliarsi lo spazio, è poco lucido nell'occasione, il fallo laterale è per Bacci Immobiliare, la palla ce l'ha Cichella, Morizzi va a sottrargliela perché è stato fischiato, calcio di punizione. Luca! Litiga con qualcuno in panchina Cichella. Dai Luca! Dai Lu! Due in barriera, Cacciaglia e Paresce pronti alla conclusione. Paresce a giro, i pugni di Goletti. Fallo laterale, il controllo sulla destra, poi il cross è contrato, calcio d'angolo per Bacci Immobiliare che dopo quella rete ha cambiato l'inerzia della gara, ma naturalmente ha poco tempo per rimontare 2 reti di vantaggio. La Roma sembra comunque non aver sofferto più di troppo il cross lungo in area di rigore. Ora la palla sbrogliata, è rientrato Seferi a dare manforte ai contropiedi di una Roma che adesso deve cercare sia di contenere gli attacchi che di tenere alto però il baricentro, come non è riuscito a fare nel corso di questa ripresa, un po' schiacciata, seppur senza concedere tante occasioni a Bacci. Morizzi, qui c'è un tocco, fallo laterale per la Roma. Cichella gioca palla su Seferi, pressato da dietro Seferi, tiene con la suola, Seferi ancora di potenza, Seferi rientra, trattenuto Seferi, fallo, calcio di punizione. Toccato forse anche al volto Seferi. Sono 6 minuti e mezzo più recupero al termine, se non sbagliamo, avendo attivato il timer della ripresa qualche secondo prima dell'inizio del secondo tempo. Cichella o Ciccolini, 3 in barriera e Del Proposto che fissa il pallone. Parte Ciccolini, il destro, deviazione da parte di Darpino, calcio d'angolo Roma che rimane alta e fa passare secondi preziosissimi. Seferi corto da Cichella, vuole addormentare lì palla Cichella che invece esce dai blocchi alla grandissima, gioca all'indietro, c'è l'intervento del direttore di gara, fallo subito da Ponziani. Deve affrettare la ripresa del gioco Bacci Immobiliare, vuole questo il mister ad interim Emanuele Cardinali, la stessa cosa quello ufficiale Dupaghier che qui sotto la nostra postazione sta seguendo in silenzio l'evolversi della gara in questi ultimi palpitanti minuti, con Morizzi che porta palla, prova il destro, si alza un campanile tremendo con palla che spiova al limite dell'area, è Roma che rilancia per Seferi che può correre velocissimo, Seferi riesce a tenerla in campo col destro, la gioca dentro l'area di rigore dove arriva il controllo, Oliva a porta vuota, la chiude la Roma, calcio 8 su una giocata incredibile di Seferi che è creduto su una palla morta, forse qualcosa anche di più. 4-1. Dalla nostra postazione non sappiamo dirvi se fosse uscito o no il pallone, ma c'era un arbitro praticamente a 3 metri dall'evento che si è svolto sulla fascia, con Seferi che come al solito è andato a mettere polmoni, cuore e muscoli a servizio della propria squadra ed allungarsi in uno scatto incredibile. Adesso il compito è praticamente impossibile per Bacci, mancano 5 minuti e sono 3 gol da rimontare. Morizzi, palla a destra, a giostra Ponziani, il sinistro è ancora contrato, adesso naturalmente la Roma ha ripreso anche il morale con Cichella che va a lanciare proprio la frequenza di corsa di Seferi, Del Proposto al rinvio con i piedi che spiove sulla destra, intervento di testa di uno dei migliori in campo, Alcini. Poi ancora a lottare i fratelli Ponziani sulla fascia destra, ma Alcini riesce ad uscirne ancora vittorioso. Possesso Roma per un attimo, comparesce dalla media distanza che recupera. Di fronte a sé un uomo, appoggia docile dalle parti di Darpino.
che va verso l'altra fascia dove attende Gianluca Ponziani il suo tiro. È un'idea vicina a un cross che attraversa tutta l'area di rigore per finire fuori dall'altra parte, rimessa dal fondo per Goletti. Valerio! Lungo Goletti, ancora a lottare Seferi che spinge stavolta. Il misto tra fallo laterale e calcio di punizione viene assegnato comunque a Bacci. Riscalda i muscoli pur essendo già caldo per i minuti effettuati tra primo e secondo tempo Chianese, che è pronto a dar manforte per ai suoi per questi ultimi 3 minuti e mezzo del proposto. Prosegue nella pressione Seferi, Bacci è costretta ad impostare col fiato sul collo dei giocatori della Roma, ma si districa bene con Morezzi che da Placido, dalla media distanza Placido potrebbe anche tirare, deviazione Goletti. Blocca ancora a terra con gran lucidità. Ponziani, il tocco da parte di Alcini, che ora correndo, che con sportività viene a prendersi il cambio di Chianese. Retropassaggio della Roma. Il lungo lancio verso l'area di rigore del proposto può bloccare e far ripartire uno di quelli che potrebbe essere uno degli ultimi assalti, scusate, di Bacci Immobiliare. Palla lunga, la controlla Ponziani che viene toccato, calcio di punizione Bacci. Si avvicina sul punto di battuta Cacciaglia, che aveva lasciato l'incombenza nelle 2 occasioni precedenti a Paresce, che prima ha tentato uno schema, poi ha impegnato anche se non troppo severamente Goletti. Ora l'uomo che ha colpito il palo nel primo tempo va ad incaricarsi di questo calcio di punizione quando mancano 120 secondi circa all'assegnazione del recupero da parte dei 2 arbitri. La Roma è sempre avanti 4-1 qui al Ciriaci nella 22esima giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Parte Cacciaglia, in barriera Cacciaglia, deviato, alto di pochissimo sopra la traversa. Calcio d'angolo che naturalmente va a battere il destro, a rientrare di Mauro Morezzi, lungo sul secondo palo, staccano in molti l'ultima deviazione, è di un giocatore della Roma calcio 8, quindi sarà corner per Bacci, che comunque ha nelle stimmate della propria squadra l'orgoglio di voler credere comunque fino alla fine. Corner battuto, è salito in cielo Morezzi stavolta, è lui a toccare, fallo laterale Roma. Cichella, Seferi, in palleggio, ma poi l'appoggio è per Morezzi. Controllato a vista Mauro Morezzi, retrocede da Cacciaglia. Azione veloce dentro di Bacci con Paresce e Morezzi che dialogano, poi Paresce, il tiro deviato dall'altra parte in area di rigore Ponziani, ancora però la Roma che alza gli scudi. Rilancio lunghissimo di Ugolini, c'era Goletti che aveva chiamato la palla e come non piace mai è un estremo difensore. Il difensore non ha ascoltato il richiamo del proprio portiere ignorandolo. Seferi ha condotto una gara di grandissimo sacrificio e forse premiato proprio in un'azione di sacrificio ha chiuso la gara. Palla lunga su Paresce, Goletti si prende il lusso di controllarla con i piedi. E rinvia ora Goletti verso l'area di rigore, abbozza l'uscita del proposto che poi ci ripensa, da fuori Cichella. Cichella tiene il pallone, lo congela da fermo, Cichella vuole giocare un filtrante, arriva il recupero di Gianluca Ponziani, vogliono giocarsela comunque quelli di Bacci, anche se siamo già oltre il 25esimo minuto, non c'è giunta la segnalazione del recupero. Morezzi prova ma se la porta fuori. È finita lui. Fallo laterale per la Roma, lo batte Chianese. Seferi controlla, rimessa in favore di Bacci, se la ride Seferi, anche perché il risultato è acquisito. Cacciaglia, lungo il colpo di testa, poi in area Morezzi, l'uscita di Goletti che lo travolge, ancora palla in area di rigore, Placido la dà fuori, D'Arpino, è rimasto a terra il portiere della Roma.
Nel frattempo Nel frattempo Ciccolini prende con filosofia qualche mancato fischio arbitrale nei suoi confronti. Daniele, chiedi un po' il recupero quant'è. Si è fatto male Coletti, che però nell'occasione precedente, possiamo dirlo, dato che Morezzi stava controllando il pallone, ha in effetti travolto il numero 10 della Bacci, che non ha minimamente abbozzato proteste, ma infortunio probabilmente alla spalla, ha dato un minuto di recupero a voce dall'arbitro, che non alza il braccio, indica la ripresa del gioco. L'altro detiene il pallone, vediamo, palla che la Roma restituirà a Bacci probabilmente. E così Ugolini rilancia direttamente verso del proposto, manca pochissimo al termine. Uno degli ultimi scatti di Seferi a pressare, D'Arpino, Morezzi. L'ultimo ad ammainare la bandiera Morezzi va in verticale, da Paresce che controlla, Paresce ha la palla sul destro, la gioca al lato corto dell'area di rigore, Ponziani dentro, altra respinta di una difesa della Roma calcio 8. Davvero notevole oggi. Concentrazione e bravura all'interno dell'area di rigore, che servono anche su questo corner, battuto ad uscire, spizzato fuori, D'Arpino controlla, fa partire un sinistro, c'è l'intervento ancora in area scudo, poi Morezzi prova a lottare, ma la palla ce l'ha la Roma, alza la testa Cichella e fionda un pallone fantastico verso Seferi, il rinvio di Ponziani, fischiato un fallo. Cacciaglia, siamo al 28esimo, lancia lungo di testa, colpisce Chianese. D'Arpino, Paresce. Paresce tiene palla, la gioca indietro. Il destro dalla grandissima distanza di Cacciaglia. Rimessa dal fondo. Non riusciamo a comprendere quanti minuti di recupero siano stati assegnati, ma sicuramente 3,5 se ne sono già andati. Oliva, la gira verso Seferi che vuole congelare il possesso sulla fascia laterale. Seferi prova a scartar Placido che gliela mette in corner. Chiama la fine della gara Villani, ma l'arbitro non ha dato un supplemento di recupero sicuramente per l'infortunio corso a Goletti. Roma batte malissimo il corner consegnando palla a Bacci. Placido da Paresce che la tiene in campo stavolta, può rigiocare a Placido, l'intervento da dietro difensivo però splendido da parte della difesa della Roma che procede fino all'ultimo, poi il tiro con deviazione all'ultima, palla del match, triplice fischio del direttore di gara. La Roma Calcio 8 batte 4-1 Bacci Immobiliare nella 22esima di Serie A della Lega Calcio 8 e allunga a più 5 in classifica, continuando a mantenere il sesto posto playoff.